Ecco Simona. Prima mi raccontavi che stai in giro dappertutto, ogni giorno in un posto diverso. Oggi all'Exme. Oggi a Cagliari, oggi in Sardegna e all'Exme, ed è un piacere enorme essere qui con voi oggi, ma essere soprattutto anche qui in questa realtà straordinaria, in questa città bellissima che amo tantissimo come tutta la Sardegna, quindi è un po' come essere a casa. Tra prendersi cura e curare in generale e nella disabilità. Ci vogliono due parole per dire prendersi cura e non curare. Curare sa un po' di qualcosa che fanno delle persone che hanno un titolo di studio, come i medici, come gli infermieri, che curano qualcosa o che magari appunto arrivano al momento nell'emergenza a cercare di aiutare qualcuno. Credo che nella vita di tutti noi invece la parola prendersi cura possa avere un suono e un'eccezione più dolce, più bella. La prima cosa che mi viene in mente è una mamma che si prende cura dei suoi figli, un papà che si prende cura dei suoi figli, e credo che quando si parla di prendersi cura ci venga in mente a tutti questa immagine. Guardare e osservare l'altro diventa, nella musicoterapia con questo approccio che si chiama appunto un approccio umanistico, la persona diventa la partitura vivente. Noi non suoniamo con lo spartito, non mettiamo CD, ma improvvisiamo, e l'improvvisazione non è improvvisata, nel senso che si studia tanto per imparare. Cosa guardiamo? Guardiamo il movimento della persona, come si muove, ma anche che cosa muove. Per cui vedrete un pochino, abbiamo scelto con Francesca di giocare proprio per capire meglio, perché è meglio giocare, la terapia migliore è quella dove si ride.